Bella raga, ciao a tutti dal Cubettone veneziano, pole position in Catalogna, finora un mondiale devastante per noi. A parte il ritiro per problemi tecnici a Jerez, tutto alla grande. Ecco, subito Marquez, subito Marchetto Marquez. Sente la pressione. Sente la pressione il perk. Occhio come. Relax, come relax. Vai comandone, spacca tutto come. Spacca tutto. Perfetto, il come c'è. Il come c'è. E vai, cumele, cumele. Attenzione, cosa succede? Oh, comincia a piovere. Inizia a piovere. Inizia a piovere in Spagna. Era tanto che non c'era la pioggia a Catalogna. Ma il Cume può tranquillamente vincere. Questa è una delle sue gare favorite. Dai che il Cume può fare veramente l'impresona. Il Cume può vincere il suo secondo mondiale. Veramente siamo partiti. No bene di più. Siamo partiti proprio a bomba, raga. Girano voci che se il Comenda sì vincere questo mondiale possa andare un anno in Honda e un anno in Yamaha per cercare di vincere con tutte e tre le moto ufficiali, le più importanti insomma, e dopo tentare di vincere con la Suzuki per poi magari tornare in Moto 3 e cercare di distruggere Danny Kent, che sembra veramente inarrestabile. Danny, il piccolo Danny. Grande Cume, ok. Primo giro completato in maniera devastante, ragazzi. Signori, un Cume perfetto fino a questo momento. Lo sappiamo, insomma, a Catalogna la gara. Qua un po' lungo, ma non è un problema. Diluvio devastante proprio. Diluvio devastante in quel di Catalogna. Dai, come spingi, devi spingere con questo catorcio. Dai, perché sono tutti catorci infernali le moto e le automobili del Cume, ricordatevelo. Catorci infernali. Il Cume sta pitturando adesso però, Il Cume pittura. Ecco, cerchiamo di non perdere il fastest. Piccola scodata. Piccola scodata del talentissimo. Very good, Cume, very good. Perfetto. È un dominio purissimo, ragazzi, in Catalogna. Dominio purissimo. Hashtag dominio cumendiano. Comenda _ veneziano. Profilo Instagram del Cume, io lo ricordo sempre. Dai Beppe. Dai Beppe. Very good Beppe, very good. Dai che stiamo completando anche il secondo giro. E può arrivare tranquillamente l'Atric. Giro veloce, pole position e vittoria. Final lap, ragazzi. Un super veneziano, veramente. Giro record del Cume. Giro record del venezianone. E vai Cume, vai Cume, vai Cume, vai, vai, vai Cume. E forza Cume, e forza Cume. Molto bene, molto bene. Catalogna si sta veramente esaltando per una vittoria, cioè annunciata, perché in Catalogna veramente è impensabile non vincere per veneziano, proprio la gara dove vado meglio forse anche più di Indianapolis o Brno, anche perché a Brno l'altro anno ho fallito. Tanto Marquez è secondo e Marquez sta collezionando secondi posti, il povero Marchetto. Vai Comendone.
Regalaci un sogno, Kuma, regalacelo per piacere. Regalacelo, Kuma, regalacelo. Tipica scodata. Perfetto. E il veneziano va a vincere il Gran Premio di Catalogna. Grande Come, il Come c'è, il Come c'è. Oh yes, oh yes Come, oh yes. Molto bene. Vediamo la classifica veneziana, è già in fuga con 10 punti di vantaggio. Signori, il Come sta creando qualcosa di devastante. Grandi fiori, abbiamo già un buon bottino, eh. Il Come ha già un bel bottino. Della gara passata può lasciarsi andare i festeggiamenti. Certo, Sì, i festeggiamenti per il Come. Sarà molto dura per gli altri piloti stargli davanti. Ragazzi, ottavo posto ad Assen, ottavo fottutissimo posto ad Assen. Dai Come, sveglia. Vai. L'altro anno mi sono addirittura ritirato. Momento no nella Monte Carlo della MotoGP. Devo andare piano perché non possiamo rischiare. Non posso ritirarmi. Anche quest'anno ho perso troppi punti importanti l'anno scorso. Sixth place intanto, sixth place. Prova all'interno su Rossi, attenzione. Grandissimo il Come che ci prova ancora l'internazzo puro. Attenzione, caduta per Marquez. Incredibile, caduta per Marquez. Ma non mi sento di avere colpe, con tutta onestà, non mi sento di avere colpe. Io ho fatto la mia traiettoria interna, cazzi suoi. Attenzione, Rossi ci prova, Rossi ci prova. Vai Come, vai. Terzo posto se ne stanno un po' andando, però Lorenzo e Camomillo no, chi è? Sì, Camomillo è il Come qua sbaglia. Niente, adesso non ci siamo più, raga. Con la fisica pro Assen mi dà molti problemi. Non l'avrei mai detto perché ho sempre vinto, cazzo. Il Come prova a spingere. Dobbiamo superare Rossi, dobbiamo superare Vale. Almeno il podio è importante. Veneziano prova all'interno. Rossi si difende molto bene, d'altronde 10 volte campione del mondo, perché sul gioco, ripeto, ha vinto un mondiale, quindi devo pensare alle albi d'oro della carriera comendiana. Ancora Rossi, sfida vera con Rossi, ragazzi, è già il terzo video che sfidiamo Rossi. Occhio Come, occhio. Il Come prova all'interno. Ancora Rossi, però bel duello con Rossi, bel duello con Vale Rossi per il terzo posto. Occhio. Mamma mia quanto ha rischiato il Come, quanto ha rischiato il Come. Qua va lunghissimo ma si salva. Qua fa un internazzo da paura, del Come, internazzo da paura di veneziano, che si riprende il podio. Manca un giro, manca un giro e mezzo neanche. Qua va un po' lungo veneziano. Possiamo ancora prendere i primi due, ma dobbiamo fare veramente un terzo giro, un final lap come diano da urlo. Scodata pura. Mamma che scodata. Forse arriva anche il fastest lap, raga. Qualcuno fa un brutto errore. Brutto errore di veneziano. Giro record del Come. Purtroppo la pole position ha influito qua. Se ero in pole forse vincevo. Non riesco più a vincere ad Assen. Però siamo anche molto vicini, stiamo recuperando tanto.
Dispiace un po' per la caduta di Marquez, ma non posso stare attento sempre anche agli altri. Però devo pensare anche alle mie gare, se no non vinco il mondiale. Devo vincere il secondo mondiale, lo voglio vincere in Ducati con la moto italiana, cazzo. Come riesce a fare l'attacco decisivo? No? Qua ho sbagliato tantissimo, qua ho perso tantissimo. Qua il Come ha perso tanto. Il Come fa un errore clamoroso. Errore clamoroso. E Rossi torna sotto. E Rossi torna sotto. Very good. E vabbè, dai. Va bene anche il terzo posto, va bene anche il terzo posto. Non voglio essere troppo ingordo. Terzo posto Comendiana. Terzo posto. Molto bene. Arriva un buon podio. Un buon podio per Veneziano. Vediamo la classifica. Siamo a più 23, ragazzi. Più 23. Abbiamo sfruttato la caduta di Marquez. E il Come si prende un altro podio. Madonna, che stagione, raga. Che stagione. Non sono minimamente dispiaciuto per Marquez perché fioi, cioè, cazzi anche tuoi, sinceramente. Sei magretto, non è colpa mia. Buon terzo posto per Veneziano, un saluto al commento del Veneziano. E il Veneziano c'è. Ciao!